Allora rieccoci in diretta, siamo adesso in prima edizione, vi abbiamo raccontato dalle 10:30 con una lunga edizione straordinaria. Ringrazio ancora i colleghi di Padova, il toccante momento della cerimonia di conferimento della laurea alla memoria di Giulia Cecchettini in ingegneria biomedica. Dicevamo Giulia Cecchettini, il caso di Giulia Cecchettin è il femminicidio che ha segnato di più ovviamente lo scorso anno, non solo il Veneto ma tutta Italia. Però l'abbiamo raccontato, è servito sicuramente a dare maggiore consapevolezza alle donne, non è servito purtroppo, né si chiedeva questo, a fermare la violenza. La violenza è quasi quotidiana, sentite questo caso, questa vicenda avvenuta proprio nel Padovano. I poliziotti della squadra mobile di Padova hanno eseguito un provvedimento di cattura della procura nei confronti di un uomo di 44 anni di nazionalità marocchina, condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per tentato omicidio aggravato ai danni della propria moglie. Il giugno scorso la donna gli aveva espresso la volontà di separarsi e per questo era stata aggredita mentre dormiva, colpita più volte alla testa con un martello fino a spezzarne il manico, quindi afferrata nel tentativo di sbattere la testa contro il muro e contro un termosifone. La donna era riuscita a reagire sfuggendo alla furia omicida del marito. Poi era stato il padre a correre in aiuto, riuscendo a disarmare il genero che si era recato nel frattempo in cucina a prendere un coltello con la lama di 23 centimetri. A soccorrerla anche un vicino di casa, intervenuto quando il marito ha tentato di raggiungerla nel garage dove si era rifugiata. L'incubo è terminato solo grazie al tempestivo intervento dei poliziotti che hanno bloccato il 44enne ancora sotto casa. Era stato quindi condannato con rito immediato nell'ottobre scorso, scarcerato e sottoposto all'obbligo di dimora. Nei suoi confronti il questore aveva disposto la revoca della carta di soggiorno e ora, con la condanna definitiva, i poliziotti lo hanno rintracciato e condotto in carcere. Altri drammi sono quelli, altre tragedie sono quelle della strada e poi c'è in questo periodo questo fantomatico, o meglio, questi fantomatici sabotatori dei Velox, uno su tutti, sicuramente più di uno, Fleximan, ne abbiamo parlato a lungo, tante polemiche. Purtroppo ci sono anche gli emulatori, l'abbiamo visto a Santo Stefano di Cadore, peraltro in una strada non qualsiasi, ma la strada della strage di Santo Stefano di Cadore. Sono comparsi anche degli emulatori a Dolo. A Dolo, atti vandalici da parte di ignoti contro i Velobox che si trovano ad Arino, in via Cazzaghetto, e a San Brusone, in via Brentasecca. L'ira del sindaco Naletto. I danneggiamenti ai Velobox di Dolo testimoniano come alcuni abbiano compiuto un gesto non solo contro le leggi, ma contro anche un senso civico, un comune rispetto delle regole del buon vivere. Non è la prima volta che 2 Velobox vengono vandalizzati. Posizionati a settembre 2021 dopo ripetute richieste dei cittadini e per la sicurezza degli stessi, visti tanti e troppi gravi incidenti, di cui in particolare quello nell'agosto del 2015 in via Cazzaghetto, dove un ragazzo di 17 anni era stato investito con conseguenze mortali. Ecco perché li ripareremo nuovamente, conclude Naletto. E allora qual è la sfida più grande? È quella educativa, di continuare come amministratori a perseguire un sincero e onesto rispetto di tutti per la salute e l'incolumità del nostro prossimo. Allora, Fleximan fa discutere ovviamente questa figura, anche le sue modalità. Fleximan, il vendicatore di autovelox, per chi un criminale, per chi un eroe, una figura che sta spaccando l'opinione pubblica, visioni opposte che però si incontrano al centro di un dibattito ormai antico, l'urgenza di ripensare un sistema, per qualcuno considerato un vicolo cieco tra multi e ricorsi. Noi ci troviamo indifesi. Da che punto di vista? Dal punto di vista che non possiamo fare ricorso, cioè che costa di più il ricorso che non pagare la multa. Il ricorso costa almeno il doppio ed è la vittoria di Pirro, perché se vinci il ricorso c'è la compensazione delle spese. Ad essere richiesta quindi una vera e propria revisione. Si chiede una revisione di tutto, poi riportare che lo Stato riporti che se uno deve fare ricorso come una volta che si poteva fare ricorso senza spendere i 64 euro di bollo.
Multa e ricorso, un binomio per molti cittadini all'ordine del giorno, soprattutto considerando che l'Italia conta il maggior numero di autovelox installati lungo le strade, 11.130 secondo le ultime stime. Sì alla sicurezza delle autovelox, ma maggior flessibilità da parte dei sindaci del territorio. È questo che chiedono molti automobilisti, costretti a pagare multe anche solo per 1 chilometro orario oltre il limite consentito. Ho preso una multa per 1 chilometro all'ora in più, potevo fare ricorso perché ci sono gli estremi per poterlo fare, però mi costava sempre di più il ricorso che non la multa e allora ho lasciato perdere, però matematicamente è così. I sindaci si trovano su una botte di ferro perché sanno benissimo che una multa anche per mezzo chilometro uno la deve pagare, basta. No, loro si trovano in una botte di ferro, con le leggi che ci sono adesso loro sono tranquilli, possono fare le multe, basta superare di un niente il limite e la multa è garantita. E questo non va bene, bisogna usare un po' di buonsenso anche da parte dei sindaci. Adesso con la cronaca a Chioggia, dove nella notte c'è stato un furioso incendio in un'abitazione. Purtroppo c'è un anziano morto tra le fiamme. Sharon Di Carlo con Sandro Ponchio proprio a Chioggia davanti alla casa. Buongiorno Sharon. Sì, buongiorno Nicola e buongiorno a tutti i telespettatori. Le ho detto tu, una tragedia questa notte a Chioggia, in particolare siamo nella località di Priola, dove un uomo di 67 anni, Gabriele Cappellato, è morto carbonizzato all'interno della sua abitazione. Immagini che state guardando in questo momento grazie a Sandro Ponchio. E la dinamica è ancora, Nicola, però da ricostruire. Quel che è certo è che l'uomo alle 22:30 circa di ieri sera era a giocare a carte con dei suoi amici a Civè. Dopo è tornato a casa e da qui le fiamme. Ad avvertire i vigili del fuoco sono stati i vicini di casa che hanno sentito odore di bruciato e da lì delle fiamme altissime. I vicini di casa, appunto, come vi ho raccontato, hanno chiamato i vigili del fuoco, però non c'è stato nulla da fare. Gabriele Cappellato è stato trovato morto al primo piano dell'abitazione. Gli inquirenti e i vigili del fuoco stanno cercando di ricostruire la situazione perché non si capisce che cosa sia potuto accadere in quella mezz'ora in cui Gabriele è tornato a casa. Poco fa ho parlato con i vicini ovviamente sconvolti dalla situazione. Quello che mi hanno raccontato è che Gabriele Cappellato era un uomo cuore, per così dire, della comunità. Era un muratore, separato, padre di 2 figli, cantava e suonava alle feste di paese, veramente una persona molto presente. Adesso tra poco, Nicola, io e Sandro Ponchio andremo a Civè per poter ricostruire anche la vita di Gabriele Cappellato, per capire chi fosse, per sentire anche un po' così la comunità, che parole può usare. Quindi da Civè è tutto, ti restituisco la linea. Grazie anche a Sharon Di Carlo. Nel frattempo e fra poco ci collegheremo con Christian Arboit. A proposito di femminicidi, vi dicevo, c'è stata questa mattina a Treviso la sentenza, lo vediamo dal sito della Tribuna: uccise a coltellate la barista di Pieve, è il delitto di Elisa Campeol. Ebbene, è stato condannato a 25 anni di carcere il suo assassino. Ricordo che la procura aveva chiesto l'ergastolo, 25 anni di carcere per Biscaro, condannato, non Boscaro, ma Biscaro, condannato appunto a 25 anni per aver ucciso Elisa Campeol. Il delitto del Piave, lo ricorderete, particolarmente truculento e incredibile questa persona che a caso sceglie questa donna e la uccide mentre stava prendendo il sole sul greto del Piave a Pieve di Soligo. Dunque fra poco ci racconterà tutto in diretta Christian Arboit, che ha seguito l'udienza finale, insomma la sentenza di questo omicidio. C'è ancora dalla Marca una comunità sconvolta, quella di Oderzo, per la fine di Giovanni Colognese, il 20enne che ieri, nelle scorse ore, insomma, per cui è stata dichiarata la morte cerebrale dopo il tragico schianto avvenuto a Gorgo al Monticano soltanto la notte prima. Stavo tornando a casa, che io abito più avanti.
proprio ero alla terza macchina che era arrivata subito dopo l'incidente e abbiamo aspettato i soccorsi, i carabinieri, tutto quello che ci... Tu hai capito subito che si trattava di lui? Sì, quando l'ho visto con i miei occhi sulla barella ho detto è Giovanni. So solo che ha sofferto abbastanza. Il dubbio, poi la certezza. Per gli amici di Giovanni Colognese, 20 anni appena, sono stati minuti e ore interminabili. La sua 500 color panna la riconoscevano tutti tra Fratta di Oderzo, dove viveva con la famiglia, e Chiarano, dove c'è il campetto di calcio a 5 dell'Evolution Team. Qui lo aspettavano per il solito allenamento infrasettimanale, come racconta il compagno di squadra Mattia. E il mister come prima cosa mi ha detto prova a chiamare Giovanni perché non ha avvisato che sì che mancava o che ritardava, e alla fine abbiamo fatto 2+2 vedendo anche le notizie dell'incidente e dopo verso le 8:30 siamo diretti là sul posto che comunque era vicino al campo di Chiarano e abbiamo visto che la macchina era la sua e abbiamo capito. I ragazzi si precipitano sul posto, tutti capiscono che la situazione è gravissima, i lampeggianti dei soccorsi, l'auto distrutta. Sono da poco passate le 19:30 quando Giovanni sta percorrendo via Risorgimento a Gorgo al Monticano, pochi minuti dal campetto. È qui che perde il controllo dell'auto sbattendo contro un platano. L'impatto è micidiale e la 500 viene sbalzata nel fosso sull'altro lato della strada. Le sue condizioni sono critiche e peggiorano ora dopo ora. In mattinata al Cafoncello di Treviso la dichiarazione di morte cerebrale. Nato a Pordenone, Giovanni era iscritto a Ca' Foscari e quella passione per il calcio gli era stata trasmessa dal padre Gianni, allenatore noto in zona, così come la sorella Emma, arbitro. Molto conosciuta anche la mamma Elena, insegnante alla scuola per parrucchieri. Sotto shock l'Evolution Team, che lo ha ricordato sui social, una tragedia a cui non avremmo mai voluto credere. Persona solare, aiutava qualsiasi persona che si trovava a fianco e lui veramente non se lo meritava, non ha mai fatto male a nessuno. E poi c'è la voce dei residenti di quella strada, residenti che dicono troppi incidenti in questa zona. Nel mirino ci sono ovviamente l'alta velocità, ma anche le condizioni del manto stradale. È uno alla settimana, l'altra settimana là in curva, prima di Natale, prima di quella casa là, dove eravate fermi prima voi. La strada è stretta, la gente corre e purtroppo così. È una strada teatro di tanti, troppi incidenti anche mortali, quella che collega Gorgo al Monticano a Chiarano, un rettilineo che finisce in una semicurva, una carreggiata che si restringe. Guarda il cartello, cosa è scritto? 70, ma se andiamo non si sa a che velocità. Sorpassano in 2-3. Quella strada è pericolosa perché gli alberi è stretta, però corrono troppo. È così. L'incidente è costato la vita a Giovanni Colognese, è quindi l'ultimo di una serie e come sempre i fattori potrebbero essere molteplici. Sul caso della ragazza sono in corso i rilievi dei carabinieri, anche se non sarà facile stabilire la causa esatta del sinistro, non essendo rimasti coinvolti altri mezzi. Pericolosa sì, perché io alla sera, 2 sere alla settimana vado a cantare, che canto in un coro qua vicino, no? È un pericolo perché c'è chi va e chi viene, diciamo, e non è magari tanto prudente. La strada diciamo che ha diverse buche, anche pericolose, perché se passa uno in bici che non se ne accorge, si rovescia e può farsi male. E poi le baby gang, c'è un vero e proprio scontro che è avvenuto in pieno giorno alla stazione di Castelfranco, non è la prima volta che accade in città. Una decina di giovani, giovanissimi, anche minorenni, soccorsi, un ragazzo e una ragazza che ha avuto un attacco di panico, un malore.
Calci e pugni in pieno giorno, nell'orario d'uscita dalle scuole, vicino alla stazione delle Corriere di Castelfranco Veneto. Uno sguardo o una parola di troppo, una violenza sfociata per futili motivi tra due distinti gruppetti di ragazzi. In totale una decina i giovani coinvolti, per la maggior parte minorenni. Una lite iniziata da scambi accesi tra i due gruppi rivali, sfociata poi nella violenza fisica che non ha lasciato indifferenti i passanti che hanno allertato le forze dell'ordine su M118. Arrivati sul posto, i sanitari hanno soccorso un ragazzo che aveva ricevuto dei pugni al naso e una ragazza colta da attacco di panico. Scappati a piedi invece gli aggressori. Sul posto sono intervenute anche diverse pattuglie dei carabinieri che stanno tuttora lavorando per identificare attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona i responsabili della rissa e risalirne ai motivi. Probabilmente si tratta di alcuni ragazzi già noti che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di disordini. Quello all'autostazione è l'ennesimo caso di aggressioni in città, un fenomeno che non accenna ad arrestarsi. Questi episodi ci richiamano a tenere sempre alta l'attenzione sul mondo giovanile, commenta con preoccupazione il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, intervenendo con azioni di prevenzione pensate insieme alle scuole e alle forze dell'ordine. La criminalità che soffoca la terraferma di Mestre, a partire, e non solo, anche l'entroterra, a partire da quello che accade a Marghera. Stefano Lazzari, ha subito anche lei il furto, si parla del quinto furto in un mese qui al centro commerciale Mirasole. Ah sì, perché nel giro di poco più di un mese sono passati dai nostri vicini che aggiustano telefoni 3 volte, poi una serata sono venuti qui e dal fiorista. Il centro commerciale di Mira nuovamente preso d'assalto, l'ultimo raid in ordine di tempo commesso da una sola persona, alta di statura e con un 46 di piede. Questo è il parziale identikit del bandito fornito dalle telecamere di videosorveglianza private di un commerciante cinese, i cui filmati sono ora nelle mani degli inquirenti, e dalle impronte lasciate dal ladro nel salone del parrucchiere. Sembra che sia opera di uno, perlomeno per quelli che sono dati dal cinese, il gruppo cinese qua. Sembra, però sinceramente non lo so quanti siano, perché ha scattato l'allarme, siamo arrivati qua subito. E i furti in questo caso sono venuti alle 12:30 di notte, quindi anche abbastanza prestino. Come ariete per sfondare le pesanti e spesse vetrine dei negozi, il bandito avrebbe utilizzato questo grosso masso in cemento armato che le ha mandate letteralmente in frantumi, spiega il parrucchiere, l'unico tra i commercianti che, sfidando paure e timori di ripercussioni, ha voluto parlare con noi della stampa, naturalmente dopo aver sporto denuncia alle forze dell'ordine. I carabinieri poverini sono venuti subito, si sono dimostrati anche molto attivi, però credo che purtroppo non basta, insomma, ecco. Magro il bottino, ma ingenti i danni. Insomma, i danni ci sono, e poi che magari siano quantificati in cose che ti portano via o quello che non lavori, sono sempre soldi alla fine, e poi non stai bene, insomma, hai sempre l'angoscia che a tutto momento scatti allarme, corri subito qua, non è un bel vivere. Non lasciateci soli, qui serve la prevista sorveglianza armata che in realtà non c'è. L'appello al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale di Mira. Quello che chiediamo è attenzione di sicuro all'amministrazione, ma come vediamo sui giornali oggi come oggi non è solo qua, è dappertutto. Allora, questo dicevamo l'entroterra, la provincia a Mira con questi negozi presi di mira, è un gioco di parole che dovete lasciarci passare, però poi c'è Marghera, la situazione è molto pesante, sentite Anna Maria Parisi. Oggi o domani penso che saranno costretti a mettere il coprifuoco perché una signora con la borsa non può andare in giro. Nelle parole di questa residente di Marghera la sintesi della paura e del terrore con cui ora dopo ora si vive nella cosiddetta città giardino, con i suoi alberi, pianti e fiori divenuti, come noto, tristemente punto di incontro, smercio e sosta di drogati, spacciatori e criminali. A Catene, in via Trieste, tentato furto in casa mercoledì sera 31 gennaio con la proprietaria che, accortasi dei ladri in casa, è riuscita a metterli in fuga, fortunatamente senza alcuna conseguenza per lei. Poco prima, intorno alle 17, a Marghera, un'anziana aveva subito lo scippo da parte di un uomo di origine africana della borsetta, tramutatosi in rapina impropria, rimediando nella caduta la frattura della mano.
Era appena uscita dal supermercato in compagnia del marito quando è stata violentemente scippata e fatta cadere a terra. Protagonista una 85enne di Marghera, il fatto qui tra Piazzale della Concordia e Piazza Mercato. E sempre qui in Piazza Mercato questa anziana insieme alla sua amica è stata pesantemente insultata poco dopo l'episodio dello scippo, ricevendo pure sputi in faccia da una ladra, sempre di origine africana, sorpresa dalle stesse nell'atto di rubare un carrello della spesa con dentro un televisore. Ha dato uno sputo, questa giovane ha dato proprio lo sputo e noi contro la sua amica. Certo, e le ha detto brutta vecchiaccia. Oggi a presidiare l'intera area ben 2 volanti della polizia, ma degli aggressori ancora nessuna traccia. E quindi non ci sentiamo molto sicuri. Ecco, ci vorrebbe un attimino più di controllo, di sorveglianza, anche discreta, però se qualcuno sa che c'è la sorveglianza, magari sta un attimo più in guardia. Fuga del ladro immortalata sempre mercoledì mattina 31 gennaio sui social a 2 passi da qui in piazza Sant'Antonio all'ex asilo Sacro Cuore, sulla carta chiusa in sicurezza da quasi 3 anni, ma di fatto via di fuga per l'uomo ragno del giorno, ovvero lo spacciatore, ladro e rapinatore di turno. Quindi mi sembra che un po' questa città sia un po' messa da parte, dimenticata. Torniamo alla cronaca giudiziaria, l'abbiamo detto all'inizio di questa prima edizione. Oggi, questa mattina, la sentenza, proprio nella giornata in cui è stata conferita la laurea in memoria di Giulia Cecchettin, la più nota, suo malgrado, delle vittime di femminicidio nel 2023. Si chiude il cerchio, almeno con una sentenza per il terribile delitto di Elisa Campeol. In diretta per noi Cristian Arboit insieme a Simone Mello davanti al Palazzo di Giustizia. Sì, buongiorno Nicola. Era il 23 giugno del 2021 quando Elisa Campeol venne accoltellata sul greto del Piave a Moriago della Battaglia, l'isola dei morti, dove stava prendendo il sole. 20 coltellate che le sono risultate fatali, una mattanza, le venne tranciata anche un orecchio, la parte sinistra, una scena veramente terribile, straziante, una mattanza, dicevamo, per la quale questa mattina è stata emessa la sentenza di primo grado da parte del giudice di Treviso, riunito in corte d'assise. 25 anni di reclusione, questo il verdetto del primo grado. Quindi si è ritenuto con ogni evidenza, anche se bisognerà aspettare le motivazioni, Fabrizio Biscaro capace di intendere e di volere. Quindi era capace di intendere e di volere nel momento in cui ha colpito alle spalle Elisa Campeol mentre stava prendendo il sole. Un delitto atroce, feroce, così l'aveva definito anche la PM Gabriella Cama nell'udienza del 22 gennaio scorso. Questa mattina per l'appunto la sentenza, bisognerà leggere le motivazioni, si dovrà prendere poi una decisione anche sulla misura di custodia cautelare da adottare, ma se sei d'accordo Nicola farei sentire proprio la lettura della sentenza. La Corte di Assise di Treviso, in nome del popolo italiano, nel processo a carico di Biscaro Fabrizio, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza: visi gli articoli 533 e 535 del Codice di procedura penale, dichiara Biscaro Fabrizio colpevole dei reati a lui ascritti e previo riconoscimento della continuazione. Più grave reato contestato sub A, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, per l'effetto la condanna alla pena finale di anni 25 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
25 anni, questa è la sentenza, meritava l'ergastolo, dicono i genitori di Elisa Campeol, che per tutta la mattina di fatto hanno trattenuto il respiro. Non è stata una mattinata facile per loro, così come non sono stati facili questi ultimi 2 anni e mezzo. Li abbiamo anche avvicinati, ci hanno concesso una battuta. Sapete quanto sono stati riservati in questi anni i genitori e la sorella di Elisa Campeol, quindi meritava l'ergastolo. Elisa non meritava questo, però insomma l'avvocato dei genitori, dei familiari di Elisa Campeol si dice soddisfatta dal punto di vista giudiziario legale, perché perlomeno è stata riconosciuta la capacità di intendere e di volere. Con tutta evidenza bisognerà leggere le motivazioni, ma è chiaro, altrimenti ci sarebbe stata una sentenza di tutt'altro tenore. Biscaro attualmente si trova in una struttura protetta nel Veronese, una struttura psichiatrica, e come ti dicevo prima bisognerà intendersi sulla misura di custodia cautelare da adottare in questo momento, perché se scattasse la carcerazione, con ogni probabilità Biscaro potrebbe essere trasferito al carcere di Montorio, nella stessa sezione dove si trova Filippo Turetta. Questo di fatto è il collegamento che possiamo fare in questa giornata che avete raccontato questa mattina. Quindi anche questo è un aspetto sul quale il giudice si è riservato di intervenire, perché è vero, la sentenza corrobora il fatto che il giovane uomo fosse capace di intendere e di volere, ma questo non esclude che abbia comunque dei problemi per certi versi, anche perché in una prima fase del procedimento, in sede di incidente probatorio, Fabrizio Biscaro era stato ritenuto incapace addirittura di attendere al processo. Quindi è verosimile che la difesa di Biscaro impugnerà la sentenza di primo grado non appena ci saranno le motivazioni, quindi probabilmente non finirà qui la vicenda processuale. Resta chiaramente il dolore molto intenso di una famiglia che anche questa mattina si è comportata in una maniera molto dignitosa, riservata. Hanno parlato anche con noi giornalisti, ma ci hanno chiesto ovviamente rispetto, e quindi noi chiaramente facciamo quello che ci chiedono questi genitori, però questa sera sentirete proprio le parole precise che hanno voluto pronunciare ai nostri microfoni. Chiaramente si tratta di un delitto che va a sentenza, e come sai, come ben sai Nicola, come sai bene tu e tutti i nostri telespettatori, questo è un periodo veramente difficile per la Marca trevigiana. Tanti delitti, tanti i procedimenti che sono in corso, sia a livello di indagine che dibattimentale. Per il momento è davvero tutto. Questa sera sentirete anche la legale della famiglia Campeol, ci saranno tutti gli aggiornamenti e le reazioni. Per il momento è tutto. Con Simone Merlo da Palazzo di Giustizia ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arboit e Simone Merlo, davvero sei stato molto esaustivo, insomma ci hai spiegato quindi da una parte la soddisfazione tra virgolette legale di aver almeno vista riconosciuta la capacità di intendere e di volere, e poi chiaramente l'insoddisfazione della famiglia perché la richiesta di un ergastolo non è quella che è stata poi pronunciata, cioè i 25 anni a Fabrizio Biscaro. Adesso con la cronaca andiamo nel Vicentino per parlare di alcuni arresti e denunce. La prima riguarda la i finanziari della compagnia di Erzignano, che hanno scoperto 2 agenti immobiliari che operavano senza abilitazione. Uno dei 2 lavorava in un'agenzia di Chiampo, entrambi sono stati sanzionati. Vediamo.
Arzignano. Le fiamme gialle del comando provinciale di Vicenza hanno scoperto 2 agenti immobiliari che operavano abusivamente senza essere iscritti al registro delle imprese. Nel giro di un mese sono 11 i mediatori immobiliari abusivi che i finanzieri hanno individuato in provincia di Vicenza. Uno degli abusivi operava in città come procacciatore d'affari, con partita IVA senza neppure avere la qualifica professionale, dopo essere stato bocciato 2 volte agli esami di abilitazione. L'uomo, che lavorava in un'agenzia affiliata per conto di una nota catena del settore, non si limitava a segnalare gli immobili, ma seguiva la clientela fino al rogito. In una occasione avrebbe incassato per una compravendita contanti oltre il limite fissato dalla normativa antiriciclaggio. Per questo è stato sanzionato di 2.000 euro e di 15.000 per lo svolgimento abusivo dell'attività. Anche il secondo agente immobiliare, che operava invece in un'agenzia di Chiampo, era sprovvisto di abilitazione e per questo è stato sanzionato e segnalato alla Camera di Commercio. L'agenzia in cui lavorava è stata anch'essa sanzionata di 2.000 euro per l'omessa fatturazione di una provvigione corrisposta in contanti da un cliente, multato a sua volta. Sempre la finanza, ma questa volta parliamo di Montecchio Maggiore, la sospensione dell'attività commerciale per il lavoro nero in un bar, anzi i carabinieri. Durante i controlli dei carabinieri di Montecchio Maggiore ad un bar è emersa nei confronti di una dipendente l'assenza di regolare contratto di impiego in violazione alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inevitabile la sospensione dell'attività imprenditoriale, a cui si è aggiunta la sanzione amministrativa di 6.100 euro a carico del titolare. Mentre a Monticello Conte 8, siamo sempre nel Vicentino, c'è stato un blitz antidroga della polizia locale con la scoperta non solo di cocaina ma anche chetamina ed eroina. Un uomo residente a Mogliano Veneto, ma di fatto dimorante nel territorio comunale di Monticello Conte 8, è stato arrestato dalla polizia locale del Consorzio Nord-Est Vicentino per spaccio continuato di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato visto uscire da un'abitazione che era attenzionata dagli agenti per uno strano via vai di persone segnalato dai residenti. Perquisito, è stato trovato in possesso di un sacchetto in celofan contenente 36 involucri di eroina e 1 di cocaina per un peso complessivo di 25 grammi, il tutto occultato tra i vestiti. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, con l'ausilio del cane antidroga, è stata trovata ulteriore sostanza stupefacente. All'interno di una vecchia caldaia sono stati trovati 5 grammi di marijuana, 15 di chetamina, 7 di eroina e 2 di cocaina. Il GIP del Tribunale di Vicenza ha convalidato l'arresto, disponendone la custodia cautelare in carcere. Il problema del lupo, la situazione del lupo nelle nostre montagne, torna a farsi vivo il lupo a ridosso dei centri abitati. C'è un video che mostra un esemplare all'altezza dei primi tornanti della strada Cadorna che sale in grappa. La stagione invernale volge al termine, ma il lupo torna a farsi vivo a bassa quota. Nei giorni scorsi un esemplare è stato fotografato e filmato all'altezza del terzo e del quarto tornante della strada Cadorna, sul massiccio del Grappa. L'area è a poca distanza da Romano de Zelino e l'animale non sembra affatto spaventato dalle attenzioni che gli vengono rivolte. Come è comprensibile, il video ha fatto il giro del web, suscitando reazioni opposte sui social che trattano di faccende bassanesi e del territorio. C'è chi invidia l'autore delle foto e chi invece vorrebbe vedere i lupi eliminati dalle montagne del Veneto. Ne sanno qualcosa sull'altopiano dei 7 comuni, dove le predazioni da parte dei selvatici hanno interessato anche animali domestici e in particolar modo i cani durante il periodo invernale. Nella zona del Grappa, invece, i branchi sono scesi fino a valle per inseguire i selvatici e c'è chi si è trovato la carcassa di un cervo o di un muflone letteralmente sotto le finestre di casa. Dal territorio arriva un nuovo grido d'allarme che però non sembra interessare proprio a nessuno. Restiamo nel Vicentino e nel Bassanese in particolare con il problema della Valsugana. Ieri pomeriggio in Valsugana è arrivato il vice ministro alle infrastrutture e trasporti Rixi, prima il sopralluogo dove si è verificata la frana che ha bloccato la Valsugana, poi summit con i sindaci tecnici e infine la notizia: la statale sarà riaperta parzialmente al traffico il 1° di marzo. Stiamo trovando
ovviamente cercando di accelerare il più possibile i tempi. Ad oggi i tempi previsti sono una riapertura parziale entro un mese e poi la riapertura della ferrovia di fatto entro metà marzo e l'apertura diciamo definitiva di tutte e 4 le carreggiate in 3 mesi. Così il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi oggi in Valsugana per fare il punto sulla situazione della strada statale 47 dopo la frana dello scorso 12 gennaio e la chiusura dell'importante asse viario. Prima il sopralluogo accompagnato anche dall'assessore regionale Elisa De Berti, dal presidente del Trentino Maurizio Fugatti, oltre che dal sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli. Presenti anche i tecnici di ANAS e di RFI. Tutti questi interventi saranno legati alla situazione meteorologica, a eventuali rischi che ci sono di nuove frane e ovviamente bisognerà, per quanto riguarda la parte ferroviaria, aumentare anche e prolungare il tunnel in cemento armato e anche di fare un intervento abbastanza importante sul viadotto perché le pile sono state interessate dal crollo dei massi. Anche se il vice ministro assicura che si sta lavorando per accorciare ulteriormente le tempistiche e garantisce ora maggiore attenzione nei confronti della vallata. Questo evento nella sua tragicità ha avuto 2 fortune, uno che non è stato coinvolto nessuno, quindi non abbiamo nessuna vittima, e l'altro elemento è che sicuramente ha acceso un faro su una valle che altrimenti probabilmente questo faro non l'avrebbe avuto ancora per altro tempo. In realtà del tema della Valsugana si parla da decenni. Gli eventi accaduti a gennaio non sono altro che la testimonianza della fragilità del territorio, oltre a far emergere nuovamente la necessità dell'ammodernamento della statale 47. Quello che abbiamo detto noi e tutti i presenti, e la cosa è condivisa da noi, dagli amici trentini, insomma, che dalla Val Brenta parte un grido di dolore che parte da lontano, come si è detto, da tanti anni, però che non può più rimanere inascoltato perché questi territori hanno necessità di avere risposte sulla ferrovia, sulla statale e anche sul ciclopista. Abbiamo sottolineato al Vice Ministro anche la necessità di un potenziamento di questo corridoio, soprattutto ragionando sul bypass del nodo di Carpanè. Adesso insomma andiamo avanti. Allora, a proposito del Trentino, sentiamo le parole anche del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Giovedì maxi vertice a Valbrenta alla presenza del vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, la vicepresidente della regione Veneto Elisa De Berti e il presidente della regione autonoma del Trentino Alto Adige Maurizio Fugatti. Sul piatto la riattivazione dell'SS 47 Valsugana dopo la frana che è piombata sulla strada e sulla linea ferroviaria. Entro un mese la riapertura parziale, entro metà marzo la ferrovia, entro 3 mesi abbondanti la riapertura completa delle 4 corsie. Ma la questione in realtà è inevitabilmente virata sulla tanto discussa Valdastico Nord, a cavallo, come la Valsugana, delle 2 regioni Veneto e Trentino. Sappiamo che questa è una valle delicata, che soprattutto sul tema della connettività tra Veneto e Trentino è uno dei grandi temi irrisolti in quest'area geografica. Proprio sulla Valdastico abbiamo chiesto direttamente alla vicepresidente del Veneto De Berti a che punto sia la situazione. La Valdastico era un corridoio alternativo alla Valsugana di collegamento con il Trentino. La Valdastico nella parte veneta abbiamo definito il progetto definitivo con la Brescia-Padova, l'abbiamo condiviso con il territorio, poi c'era tutto lo sviluppo del progetto nella parte trentina. Purtroppo i giudici hanno stabilito che finché il progetto non sarà unico e definitivo su tutte e 2 le parti di territorio non si può andare avanti. Il Trentino ha qualche difficoltà, perché ce lo dobbiamo dire, la Valdastico in Trentino non la vogliano, che l'attacchi da una parte o che l'attacchi dall'altra, comunque ci sono delle forti contestazioni. Noi dobbiamo capire se il corridoio della Valdastico è ancora realizzabile, andiamo avanti con la Valdastico. Se non è più realizzabile, allora ci concentreremo sul corridoio della Valsugana e diciamo che sicuramente il miglioramento del corridoio della Valsugana per quanto ci riguarda è nella parte veneta. Non dobbiamo chiedere
niente a nessuno e quindi comunque questo potenziamento va fatto. Ecco, il Veneto è d'accordo, dichiara De Berti, puntando il dito contro il vicino trentino accusato d'essere contrario. Ma forse non ha parlato con il suo collega Fugatti, perché sentite un po' a distanza di qualche minuto cosa ha dichiarato il presidente della regione autonoma Trentino Alto Adige. Questa giunta provinciale che io guido ormai da 5 anni abbiamo dato invece parere favorevole, abbiamo dato un'ipotesi di uscita dell'autostrada a Rovereto Sud. Va detto che nonostante il parere della giunta provinciale favorevole, i territori non sono diciamo del tutto favorevoli, uso un eufemismo, però noi siamo convinti di poter andare avanti e quindi se c'è la volontà da parte veneta, da parte del Ministero, da parte della concessionaria, noi siamo sempre pronti a ragionare su questa arteria che è in primis importante per la Valsugana. Ricapitolando, Valdastico Nord, dal Veneto sì, dal Trentino sì, quindi non basta che partire, a meno che proprio dalla nostra regione non ci sia chi tira indietro sulla questione. Insomma, dalla incomprensione istituzionale all'ira invece di Vittorio Sgarbi per le vicende note della Fondazione Canova di Possagno. Sentite. Non metterò più piede a Possagno e non parlerò mai più con il sindaco. Il mio rapporto con Canova finisce qua. Dopo la decisione del comune di Possagno di destituire Vittorio Sgarbi dalla carica di presidente della Fondazione Canova, il sottosegretario alla cultura risponde annunciando le sue dimissioni con effetto immediato e irrevocabili da presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte dello scultore. Incomprensibili per Sgarbi le motivazioni del sindaco Valerio Favero, soprattutto se legate agli insulti al giornalista di Report che tanto stanno facendo discutere. Erano insulti tra l'altro rubati, perché non era un'intervista, era una telecamera che rubava quello che io dicevo a due cretini, per cui se uno pensa, vabbè, ma d'altra parte siamo abituati, sono persone piuttosto rozze, mi pare che soprattutto loro hanno un problema fondamentale, che una fondazione autonoma e significativa come la Fondazione Canova è del tutto subalterna sul piano operativo alla sovrintendenza, per cui loro non potranno comunque rinunciare a me, ma se io avrei potuto in qualche modo essere utile non sarò più utile. L'amministrazione dunque avvisata da sottosegretario le occasioni per dire la sua su Canova non mancheranno, fa capire Sgarbi. Il sindaco ai nostri microfoni si è limitato a spiegare che già a ottobre, con la conclusione delle celebrazioni per Canova, si era aperta una nuova stagione. Da lì sono iniziate le nostre valutazioni per la nomina dei nuovi componenti dell'organo di amministrazione di Fondazione Canova, che ufficializzeremo nei prossimi giorni. Voglio comunque ringraziare l'intero CDA uscente per il lavoro svolto e per i grandi risultati ottenuti. Il grazie a tutti del sindaco non basta, la Fondazione per il critico d'arte si avvia a un futuro nell'ombra. Eliminando un presidente che è sottosegretario e che comunque ha un rapporto diretto con le attività operative, tu ti trovi con un qualunque manager, come vuoi chiamarlo, che dovrà superare molte difficoltà. Se poi uno non lo capisce, va bene, facciano quello che vogliono. Io a Possagno non ci metto più piede. Chiudendo così anche un capitolo umano, non solo professionale, si intuisce dalle parole di Sgarbi. No, sono amareggiato, sono come dire, ancora una volta convinto della mancanza di rispetto e di riconoscenza da parte di quelli per cui ha fatto tutto, ripeto, gratis. Il vicepresidente era pagato come sindaco, io ho fatto il presidente 5 anni gratis. Prima si ringrazia, poi si nomina un nuovo presidente. Riconoscenze invece che hanno ricevuto ufficialmente ieri dal comune di Treviso i 3 giovani vigili eroi che hanno salvato un anziano che era finito ieri mattina nelle acque del Sile, in pieno centro. L'adrenalina del momento porta anche in secondo piano se l'acqua era fredda o meno. Riviera a Santa Margherita, alle 7:40 del mattino, il termometro sotto zero. Un anziano è caduto in acqua e 3 giovani agenti della polizia locale, 27, 29 e 31 anni, non hanno esitato a gettarsi nel Sile per soccorrerlo. Il salvataggio davanti agli occhi di passanti ed esercenti. Il recupero era proprio lì davanti al cancello dell'università sulle scale in cemento che ci sono, quindi lì sono riusciti i vigili a tenerlo e quindi in 2 poi si sono avvicinati altri e sono riusciti a tirarlo su. Nicola Zanin, Federico Bean, Nicola Scolletti, i nomi dei 3 vigili intervenuti, gli ultimi 2 in servizio solamente da dicembre.
Eravamo impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio quando lungo Ponte dell'Università una ragazza di giovane età ha richiamato la nostra attenzione sbracciandosi perché c'era un signore con il capo completamente dentro l'acqua che veniva trascinato dalla corrente del Sile. Beana ha attraversato di corsa il ponte, si è tolto gli abiti più pesanti e si è buttato. Mi sono tuffato per cercare di intercettarlo perché avevo una sola scalinata e una volta superata quella scalinata sarebbe stato più difficile appigliarmi e portarlo a riva. Con l'aiuto dei colleghi la persona è stata tratta in salvo ma era priva di sensi. Era in arresto cardiaco, abbiamo formato come una fune umana e ho iniziato subito a rianimarla. L'anziano è stato a quel punto preso in carico dal 118. Comunque adesso è viva, è stata stabilizzata in ospedale e quindi merito questi 3 eroi che le ho definiti questa mattina, perché quando sono arrivato li ho subito salutati dopo che si sono cambiati perché sono rientrati ovviamente inzuppati d'acqua. Un orgoglio per il comando della polizia locale e per l'intera città, sottolinea il sindaco Mario Conte, che ha avuto parole di elogio anche per la ragazza che ha segnalato il corpo in acqua e ha voluto subito incontrare gli agenti a Cassugana. Sarà mia cura scrivere anche una lettera di merito e segnalare a tutte le autorità competenti questo salvataggio vero e proprio, perché con queste temperature questa mattina non era né semplice né banale compiere quello che hanno fatto, però hanno messo davanti la comunità. Allora adesso un'altra brevissima pausa pubblicitaria, poi come sempre, come ogni venerdì, parliamo di sostenibilità e ambiente, di transizione con Andrea Ferrazzi, l'ospite è Giorgio De Nardi, fra pochissimo. Di nuovo in diretta con la nostra prima edizione. Allora, come ogni venerdì, torna a trovarci Andrea Ferrazzi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. L'ospite di oggi, e così poi introduciamo anche il tema, lo conosciamo, l'abbiamo conosciuto fino adesso più che altro politicamente, ma è qui come imprenditore di una realtà molto importante che ben s'azzecca al tema di oggi. Giorgio De Nardi. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, De Nardi, adesso arriviamo subito all'attività della Aton. Oggi parliamo della sostenibilità, di come la sostenibilità cambia il modo di fare impresa e lo deve, chiaramente le imprese poi devono adattarsi e non è facile, perché parliamo del Twin Transitions, ne abbiamo parlato spesso, cioè la transizione digitale che deve accompagnarsi di pari passo con quella ecologica. Beh sì, l'abbiamo già detto, no? Sono diciamo le 2 matrici di fondo che consentiranno e devono consentire al nostro sistema economico e imprenditoriale di essere competitivo, resiliente nel tempo. Non a caso il PNRR, che vuol dire ripresa e resilienza, si fonda fondamentalmente su questi 2 pilastri, no? Su 200 miliardi di euro che l'Europa conferisce al nostro Paese, circa 100 sono dati per la transizione ecologica e per la transizione digitale, diciamo 60 per la prima, 40 per la seconda. Ed è evidente che queste sono le linee di fondo che consentono alle nostre imprese di vivere in maniera forte nei confronti della competitività, con sistemi economici molto forti a livello nazionale e internazionale. All'interno di questo concetto, quindi, oggi affrontiamo che cosa? Affrontiamo uno snodo essenziale, cioè, ma quando parliamo di transizione ecologica e digitale, parliamo anche di risorse umane, di persone, no? Perché poi le transizioni chi è che le fa? Le fa fondamentalmente il cervello delle donne e degli uomini che lavorano all'interno dell'organizzazione, lo fanno le persone, l'innovazione, la creatività, lo sviluppo di cose nuove passano attraverso le persone. Ma non basta il cervello, serve anche il cuore e la pancia, perché è di ogni evidenza che serve quello che si chiama la motivazione, no? Cioè sta modificandoti proprio strutturalmente la richiesta della componente lavoro all'interno delle imprese. È una rivoluzione copernicana, è una rivoluzione storica che ha poi delle conseguenze dal punto di vista della gestione del tempo, della gestione delle persone, del rapporto tempo-lavoro o tempo libero, tempo non occupato, e su questo le maggiori organizzazioni a livello mondiale si stanno giocando il loro futuro. Anche perché poi uno pensa che transizione digitale significhi automazione, per carità, l'elemento umano è fondamentale. Quindi la componente umana nelle organizzazioni è la questione centrale, è la questione all'interno della quale si sviluppa tutto.
Dopodiché l'automazione passa attraverso l'innovazione umana, la stessa intelligenza artificiale passa attraverso le persone di scrivere dei programmi che poi permettono all'intelligenza artificiale di svilupparsi. Quindi è veramente, quando parliamo di intelligenza umana, parliamo del cuore della ripresa e della crescita economica. Guardi, vale più ora che in passato. Perché nel momento in cui il lavoro è sempre meno manuale, sempre più intellettuale, sempre più di ingegno, è di ogni evidenza che è lì che dobbiamo lavorare. Il Presidente Draghi ha avuto il compito dalla Commissione Europea, dalla Ursula von der Leyen, di definire i livelli, diciamo, di competitività, cioè le linee strategiche che l'Unione Europea deve seguire nei prossimi 5 anni, per creare un sistema economico competitivo, fondamentalmente perché è schiacciato altrimenti da una potenza della crescita della Cina da una parte e degli Stati Uniti dall'altra, ma pensi anche a come l'India si sta sviluppando a livello internazionale come un player importante, ma anche altri paesi del mondo, pensi per esempio in parte al Sudafrica, soprattutto al Brasile e via dicendo. Allora all'interno di questo studio Draghi sta individuando 3 piste di lavoro. La prima pista di lavoro è la transizione ecologica, la seconda è la transizione digitale, la terza è la promozione delle competenze, senza le quali la prima e la seconda rischiano di non avere sostenibilità nel tempo. E qui c'è l'elemento umano. Giorgio De Nardi, allora Aton a Villorba opera, mi corregga se sbaglio, dal 1988, sì. Poi chiaramente è cresciuta molto. Di cosa vi occupate? Allora, noi ci occupiamo di digitalizzazione delle imprese e in particolare dei processi di vendita e di logistica e tracciabilità dei prodotti. Quindi il nostro impatto è molto forte con le nostre soluzioni che forniamo ai nostri clienti per migliorare proprio l'impatto della sostenibilità attraverso l'eliminazione di trasporti inutili, perdite di prodotti avariati anziché che vengono sprecati, qualità del lavoro che non è ideale perché i processi organizzativi non sono organizzati in modo adeguato. Ecco, tutto questo insieme di fattori portano le nostre soluzioni a migliorare appunto l'impatto delle aziende rispetto sia al fattore personale, quindi people, alla qualità del lavoro, sia all'impatto ambientale verso appunto l'ambiente che ha a che fare con l'attività di impresa. Per cui noi abbiamo sviluppato questo valore nel tempo, proprio convinti che la sostenibilità sia un fattore distintivo importantissimo, che consenta alle aziende di creare veramente le condizioni per avere successo nel futuro. Per cui già dall'inizio questa azienda è nata da una mia personale esperienza dove dopo alcune diciamo, prime esperienze vissute in ambienti che non erano ideali, anzi erano tossici, ho pensato che avrei voluto realizzare un modo di fare impresa diverso, dove le persone effettivamente sono al centro, ma davvero al centro dell'attività imprenditoriale, per uscire da un modello che è un po' quello che è nato con la rivoluzione industriale a fine degli anni del secolo 700, dove le persone sono un fattore produttivo, l'imprenditore mette il capitale, le persone lavorano, è solo forza si lavoro, scambia, diciamo. Esatto. Senta, ma negli anni è cresciuta questa richiesta di avere un aiuto da questo punto di vista, di aiutare a un percorso di velocizzazione e di miglioramento dei rapporti, cioè immagino che ci sia una richiesta. Allora, certamente per quanto riguarda le nostre esigenze interne, oggi per esempio i giovani, l'anno scorso abbiamo assunto circa 45 persone, i giovani cercano società che garantiscano un purpose, così, uno scopo del lavoro che sia diverso dal puro stipendio. Quindi c'è bisogno di partecipare a un progetto che dia anche una soddisfazione, una gratificazione che vada oltre ho fatto il mio compitino, ma appunto il fatto di partecipare a un grande progetto dove si contribuisce a creare un mondo migliore nel nostro piccolo è qualcosa che stimola molto i ragazzi, soprattutto molto più che le persone che magari sono più abituate a un modello diverso. E per quanto riguarda i clienti sicuramente sta crescendo una sensibilità vera nei confronti dell'ambiente, nei confronti delle persone, che non è spesso, talvolta lo è ancora, di facciata, ma sta diventando un fattore veramente critico.
Questo perché ha anche comunque ripercussioni economiche, perché un'azienda ottimizzata dal punto di vista degli sprechi, per evitare tutte le cose inutili, i lavori inutili, le merci che vengono perse per disorganizzazione, disfunzioni, sono tutti aspetti che vanno a impattare sull'ambiente in modo negativo. Per cui questi elementi stanno crescendo moltissimo nella sensibilità delle aziende e sono convinto che appunto anziché rifiutare quello che anche l'Europa ci sta indicando come una via virtuosa per il futuro, cercando di rallentare per esempio la forzatura della comunità europea verso i cambiamenti che favoriscono un minore impatto ambientale, dovremo cavalcarlo, quindi dobbiamo approfittare di questi nuovi spazi anche di opportunità di lavoro e di business per essere noi pionieri, noi leader di questo cambiamento, non subirlo e frenarlo. Perché che è quello che dicevamo, insomma, gli effetti benefici economici, quindi non soltanto ambientali di questa rivoluzione. Un elemento che gioca un ruolo importante, credo, ma mi conferma se sbaglio Ferrazzi, è la gestione ad esempio dello smart working, che sappiamo è cambiato ovviamente dalla pandemia in poi. Adesso la situazione com'è? Cioè se ne sta approfittando, dovrebbe essere diversificato, com'è? Lo smart working era, diciamo, un'attività di nicchia prima del Covid. Il Covid ha fatto esplodere, ma diciamo che il post-Covid lo stabilizzerà, forse non a livelli quantitativamente utilizzati come in quegli anni drammatici, ma certamente tutte le aziende si stanno orientando in quella direzione. Se ne ricordo proprio qui con Giorgio De Rita, il segretario generale del Censis, abbiamo visto le proiezioni, certo. A livello nazionale, a livello europeo, a livello mondiale dello sviluppo di questa, diciamo, nuova metodologia di lavoro, che è un lavoro che si basa fondamentalmente sulla fiducia nei confronti delle persone. No? Cioè si parte da un pregiudizio non di sfiducia e quindi di controllo, ma su un pregiudizio di fiducia. Ma d'altro canto, vedete, quando si lavora con le persone e si chiede alle persone di sviluppare delle idee innovative per rendere competitiva la propria impresa, Denardi lo sa molto bene perché lo vive quotidianamente, le persone devono essere messe nelle condizioni per far questo, perché quando uno, anche dal punto di vista del controllo, no? Cioè quando uno vive un'attività puramente manuale o puramente manuale nella prima rivoluzione industriale, se uno voleva sabotare deriva da sabò, si prendevano i sandali, si infilavano negli ingranaggi per bloccare l'attività, i processi industriali. Però è rischioso perché ti possono vedere. Nel lavoro intellettuale uno può sabotare il lavoro, certo, ma non lo becchi mica. Assolutamente. Allora, non c'è ancora il controllo mentale. Diciamo. Non c'è il controllo mentale, grazie a Dio, speriamo che non ci arriviamo mai. E quindi lì si tratta di passare dal controllo alla motivazione, questa è la grande leva strategica dell'innovazione, e bisogna superare anche delle barriere culturali in cui il lavoro è solo fatica, oppure in cui mondi di lavoro in cui molte persone magari pensano, avendo un po' di potere, di scaricare le proprie frustrazioni personali sui collaboratori, facendo danni non solo ai collaboratori ma all'impresa stessa, no? Perché questo è il dato vero. Allora lo smart working, dicevo, si inserisce in questo percorso. D'altro canto i giovani lo richiedono totalmente, perché anch'io lavoro nel mondo delle aziende, quando si fanno i colloqui questa è una delle prime questioni che viene posta. Cioè chiedono lo smart working? Assolutamente, i giovani chiedono due cose fondamentalmente: un riequilibrio tra tempo lavoro e tempo privato. Non sono più disponibili a identificare la propria identità con l'attività lavorativa che svolgono. E poi un luogo importante, e quindi una gestione molto flessibile del lavoro, lavorando per obiettivi e non su compiti, e contemporaneamente un lavoro che dia anche un apporto valoriale. Dal suo punto di vista, quindi abbiamo visto l'aspetto importante dello smart working e la richiesta. Sì. C'è, le chiedo da imprenditore, secondo lei, conosce il mondo dell'imprenditoria, chi se ne sta invece approfittando dello smart working?
Ma dipende tutto dal rapporto che c'è, come diceva giustamente Andrea Ferrazzi, di fiducia o meno tra il lavoratore e il datore di lavoro. Personalmente credo fortissimamente nella necessità di stabilire un patto di fiducia e di responsabilità reciproca che porta a eliminare quella necessità di controllo, comando e controllo che è tipica dell'impresa diciamo storica, classica, dove c'è un modello gerarchico molto forte, quasi militare. Molto spesso si usano metafore militari nel business proprio per riportare questo modello di grande comando e controllo. No, l'impresa oggi funziona, le imprese più moderne funzionano diversamente. Non posso pensare di controllare le mie persone, devo pensare di motivarle, ingaggiarle e creare le condizioni per cui loro siano contente di dare il meglio, la miglior versione di se stessa. Anche la metrica è cambiata, non è più il numero di ore, non si va più a misurare col cartellino quante ore uno ha fatto o non ha fatto, non ha senso, ha senso tracciare il valore che viene generato dalla persona e dai team. Per cui è fondamentale che ci sia, pensate quanto tempo e quanti soldi vengono persi nei controlli. Cioè, il controllo deve esserci, chiaramente non può sparire, ma deve essere molto leggero e basato sui risultati, sul mantenimento o meno degli impegni presi. Non può essere un impegno di controllo costante su quello che uno sta facendo, quindi devo stare in ufficio perché così il mio capo mi controlla. No, ma io onestamente fare l'imprenditore così per me non ha nessun senso e spero che velocemente appunto i giovani possano contribuire al cambiamento, perché le aziende devono cambiare come deve cambiare il contributo che i lavoratori danno, spontaneamente e non perché controllati. Allora, diceva Ferrazzi prima, ed è una cosa che ha anche lei sottolineato, che lo sappiamo, l'abbiamo visto, forse anche dopo il Covid ancora di più, le persone, e ne parliamo spesso nei nostri telegiornali quando parliamo di richieste, di offerte di lavoro, cercano sempre di più la qualità della vita, anche a discapito forse del guadagno. Come cambia il rapporto allora con i dipendenti, anche relazionale, non solo nelle mansioni, in merito a questo? Sì, allora secondo me è molto interessante quello che sta succedendo ad esempio sullo smart working, perché siamo passati da un qualcosa di rarissimo che veniva usato solo in certi casi a un momento in cui il 100% quasi delle attività erano remotizzate, a parte quelle che fisicamente devi stare in linea di produzione, a un momento di maturità in cui si sta riflettendo sui vantaggi e gli svantaggi delle due cose. Per cui la mia personale opinione è che lo smart working, come anche il modo in cui ci si organizza, ci si rapporta tra lavoratore e azienda, debba essere molto personalizzato, deve essere molto calato sulla situazione. Per cui se una persona abita lontano, anziché ama la socialità, anziché ha bisogno di concentrarsi da solo su una certa situazione oppure ha bisogno di lavorare in gruppo, sono situazioni molto diverse che non possono essere come dire, sindacalmente organizzate per categorie rigide. Per cui secondo me il modello ideale è quello dove si lascia spazio alle esigenze personali in un progetto comune dove tutti puntiamo allo stesso obiettivo nel rispetto appunto delle ambizioni e delle caratteristiche del lavoro di ogni singola persona e nell'ambito del lavoro di team. Per dire, noi quando è partito lo smart work e diciamo, la pandemia, abbiamo fornito a tutti i nostri 230 circa collaboratori una workstation fatta di computer, sedia, poltroncina, schermo da tavolo e tutto quello che ci va dietro, in modo da consentire a tutti di avere una stazione di lavoro a casa simile o uguale a quella che aveva in ufficio. E una volta superata la pandemia abbiamo dichiarato per sempre smart working libero, cioè ognuno può decidere quando, come e dove lavorare, per me può anche lavorare di notte e non di giorno, purché venga prodotto il valore che si arrivi insomma all'obiettivo. Esatto. Non c'è solo lo smart working, sempre di più, e lo vediamo ogni tanto spuntano sui giornali, lavorare meno. Lavorare di meno, lavorare 5 giorni invece di 6, 4 giorni invece di 5, eccetera, eccetera. È un percorso che è, scusate il gioco di parole, è percorribile? C'è qualche rischio? È così che deve andare il futuro? Dipende dalle persone?
Ma sono già innumerevoli le aziende a livello mondiale che stanno già sperimentando e hanno già messo a regime modelli organizzativi del tempo di lavoro di questo tipo. Ed è interessante vedere che dal punto di vista dell'efficienza, dell'efficacia, quindi della redditività delle imprese, queste sono aumentate. Sono aumentate perché le persone che lavorano ne traggono maggiore soddisfazione, si sentono maggiormente responsabilizzate, lavorano su obiettivi e non più su compiti, non ci sono perdite di tempo nei controlli, delle diciamo, demotivazioni, non si perdono energie inutili in scontri inutili per l'organizzazione delle persone e si costruiscono dei percorsi di crescita comune, quello che si chiama il commitment all'interno delle organizzazioni, cioè far coincidere il più possibile l'obiettivo dell'organizzazione intesa come azienda con l'obiettivo della soddisfazione della singola persona che apporta il proprio lavoro, il proprio contributo, la propria competenza, il proprio tempo all'interno di quell'organizzazione. Quindi sì, ci sono innumerevoli aziende a livello mondiale, ce ne sono molte anche a livello nazionale. La Lamborghini, per esempio, lo scorso mese addirittura ha fatto un'operazione del tutto innovativa perché ha diminuito il tempo del lavoro e ha aumentato addirittura lo stipendio. Proprio perché è legata a questa attesa di maggiore redditività, legata a questo nuovo modello organizzativo. Cioè perché vede, noi immaginiamo che il modello standard organizzativo di tipo ottocentesco, rigido, militare, sia calato dal cielo, ma non è mica così. Cioè il modello aziendale nasce mica dalla mente di Giove, nasce dalla mente dell'uomo, di alcuni uomini. E quindi tutto si può modificare, e tutto va ripensato, tutto va riorganizzato, sapendo peraltro che il lavoro e l'azienda è finalizzata non solamente a fare reddito, ma è finalizzata a generare come dire, valore sociale. Chi immagina, grazie a Dio, i Friedman, i Chicago Boys, le scuole di Chicago e via dicendo, dal punto di vista anche dell'analisi diciamo, economica e accademica, sono superate perché non funzionano più. C'è qualche matto ancora in giro per il mondo che immagina modelli di quel tipo, ma non funzionano. Cioè, funzionano nei sistemi schiavistici di bassissimo valore aggiunto, ma non funzionano nei modelli in cui noi dobbiamo produrre competitività basata sull'innovazione, la formazione, la ricerca e dunque l'innovazione. E quindi questa è una grandissima possibilità per il nostro Paese per creare quel commitment tra i lavoratori e le imprese. Posso aggiungere sul discorso dei 4 giorni? Io credo che come sullo smart working, anche qui sia importantissimo capire le esigenze individuali, perché se una persona ama lavorare, gli piace lavorare tanto, è in grado di produrre cose molto positive, io credo che sia un po' una gabbia quella di dire devi lavorare solo 4 giorni, per cui è giusto che ci siano degli accordi di massima dove magari 4 giorni fanno parte di questa, per esempio il part-time da noi in Atom lo abbiamo sempre dato da molti anni, soprattutto alle mamme che hanno bisogno di questo alleggerimento dell'impegno lavorativo. Ma poi ci sono anche figure che invece nel loro bilanciamento vita-lavoro vedono il lavoro molto importante e lo fanno volentieri, gli piace lavorare, per cui va inteso secondo me in questo modo. Sartoriale, diciamo, per dipendente. Lei mi dirà, lo so, ma io voglio fare un po' il bastian contrario, voglio fare un po', voglio fare l'avvocato del diavolo. Mi metto nei panni di un telespettatore nostro che dice, beh sì, ok, abbiamo citato nomi importanti, ma l'azienda magari meno grossa, meno importante, che ha meno forza, riesce sul serio a fare questo o rischia qualcosa? Anche le aziende, le piccole aziende, guarda, io sono figlio di un piccolo imprenditore veneto classico che ha avuto dei collaboratori con i quali lavorava quotidianamente. Vale ancora di più nelle piccole imprese, perché più piccole sono le imprese, più il rapporto umano è importante, più la relazione è importante, più il contributo del singolo diventa determinante. E certo è un salto di qualità, ma sta già avvenendo, questo sta già avvenendo sempre di più. E quindi anche nel cosiddetto modello veneto le aziende padronali ormai sono superate, si sta spingendo sempre di più nel concetto di azienda
manageriale, gestione manageriale, in cui ci deve essere una specifica competenza nel trattare e nel gestire anche le risorse umane. Vede, anche il termine di risorse umane ormai è superato. Noi siamo passati dal concetto di... Pensi che il primo lavoro mio, nel 1996, era quello di ripensare proprio tutto l'assetto organizzativo di una grande azienda, una grandissima multinazionale, che stava passando da un sistema di monopoli a un sistema di concorrenza. Bel salto. E noi iniziamo a studiare il modello dell'iceberg organizzativo. No? L'iceberg, che è quel pezzone di ghiaccio che galleggia nei nostri oceani, è enorme, no? Quando lo vediamo, ma pensi che la parte emersa è solo un nono rispetto a tutto quello che è sottoacqua. E la parte sottoacqua è la parte dell'organizzazione dell'azienda che tu non vedi, ma quella che sostiene l'azienda, ed è fatta dal sistema delle relazioni, dal sistema dei valori, dei modelli di comunicazione, dalle motivazioni delle persone, dalla voglia di lavorare in team, dalla soddisfazione che ne traggono, dalla voglia quando si alzano la mattina o meno di andare a lavoro e via dicendo. Se questo non funziona, non regge nulla. Capisce? Quindi è questo un salto notevolissimo che dobbiamo compiere anche nelle piccole e medie imprese a livello veneto, ma questo si sta facendo. Posso raccontare un aneddoto? Sì, certo. Ecco, circa un anno e mezzo fa, c'era una nostra collaboratrice che aveva un contratto a termine di prova, diciamo, e pochi giorni prima della scadenza arriva in lacrime in azienda e dice: ho una notizia da darvi. Cosa è successo? Una disgrazia. Sono rimasta incinta. Ma ho detto, è una bellissima notizia, no? Ah, quella detto in lacrime? Sì, era disperata perché dava per scontato che il contratto non fosse rinnovato. Ho detto, ma no, ma stai tranquilla, ma figurati, ti assumiamo a tempo indeterminato, ti fai la tua gravidanza e quando rientri sei brava, te lo meriti e altro che se ti conformiamo. Quella ragazza adesso è team leader di un gruppo di 25 persone ed è bravissima, è affezionatissima all'azienda, sta dando veramente il meglio di sé perché si è creato un rapporto di fiducia. Ma la cosa incredibile è che tutti per strada sono usciti articoli sui giornali, Zai ha fatto un post su questa cosa. Ho detto, ma tutti che mi stringevano la mano, bravo, ma scusa, ma è la cosa più normale di sto mondo? Non per tutti, posso respingere o vedere in malo modo un evento di questo tipo? È chiaro che è una persona valida, tu la confermi e come? Allora De Nardi, facciamo una cosa, tutoraggio in diretta, quella è la sua camera, lei è un imprenditore, mettiamo che la sta ascoltando, può anche essere, un giovane che vuole fare impresa adesso. Sì. Voglio fare impresa in questo modello nuovo di cui abbiamo parlato, cosa devo fare? Sì. Allora, racconto un esempio pratico, anche qui mi piace molto la concretezza. Fine anno scorso abbiamo fatto un'iniziativa che replicheremo in altre 2 volte quest'anno, che si chiama Aton Academy, perché non trovando delle persone, delle competenze adeguate per le nostre necessità, abbiamo deciso di usare la metafora della bottega rinascimentale, dove c'era Andrea Verrocchio che insegnava a Leonardo da Vinci come si faceva il lavoro. Abbiamo lanciato questa idea, no? Quindi con i nostri professionisti senior abbiamo organizzato un percorso di lavoro dove da 300 CV che abbiamo raccolto lanciando questa promozione abbiamo creato una serie di passaggi online di istruzione e selezione progressiva in modo da dare l'opportunità a chiunque si trovasse in qualsiasi parte d'Italia o anche all'estero, di qualsiasi età, di qualsiasi genere, di qualsiasi preparazione, senza nessun limite o pregiudizio, di partecipare a questo percorso. Tutto gratuito, tutto a nostro carico, per arrivare ai 10 finali che hanno fatto un mese di coaching, quindi un affiancamento molto importante, e arrivare a una lista di persone, delle più brave che sono uscite da questa selezione, che adesso stiamo assumendo. Ne abbiamo già assunte, credo, 3, e man mano andremo ad assumere altre persone per un certo tipo di ruoli. Ne faremo degli altri. Per cui io direi ai giovani... Io voglio fare l'imprenditore, che idea devo avere? Questa, cioè della qualità dei miei dipendenti? Visto dal punto di vista dell'imprenditore, ecco, una raccomandazione che io farei, che sento un po' come una sofferenza, il fatto che
molto spesso si pensa all'impresa come a una start-up, come un biglietto della lotteria, cioè ho una bella idea, la lancio e cerco di trovare qualcuno che me la finanzia, che mi mette i soldi, poi vendo e ho fatto bingo. Dal mio punto di vista fare impresa è un'altra cosa, poi è chiaro che ci stanno anche i finanziamenti esterni che mi danno una mano eccetera, però l'impresa deve essere vista come, secondo me, come una vocazione, cioè un qualcosa che penso per il lungo termine, che comporta sacrifici, un impegno enorme e quindi sicuramente è una scelta di vita bellissima ma anche faticosa, che si porta dietro tante responsabilità, e in Italia, bisogna dirlo, non è che si aiuti molto gli imprenditori o i giovani imprenditori, quindi bisogna imparare a fare da sé, ad arrangiarsi e cercare di trovare le condizioni per poter avere successo. Ferrazzi, questo è il percorso che si va verso questo. Se vogliamo essere competitivi sì. E poi mi piace ricordare che il lavoro è fatto per la soddisfazione e il benessere, non per la sofferenza dell'uomo. Dovrebbe essere, cioè, uno dovrebbe fare un'attività anche perché gli piace, non solo per arrivare a fine del mese, e dipende dalla responsabilità di tutti noi creare queste condizioni. Il gioco vantaggioso adesso, ancora di più rispetto al passato, è che questo crea un differenziale competitivo importante, perché quando le persone vengono soddisfatte. Dopodiché è chiaro che la fatica c'è sempre, il sacrificio ci mancherebbe. Chi di noi non affronta il sacrificio, a volte non hai voglia di andare al lavoro, e sei stanco, hai mal di testa, questo fa parte della quotidianità. Ma l'elemento di fondo deve essere quello della soddisfazione, e la soddisfazione delle persone poi consente anche alle aziende di essere competitive. E oggi più che in passato conta di più e vale di più. Siamo in chiusura, il tempo per dire chi ci sarà la prossima settimana? La prossima settimana continuiamo un po' in questo filone, abbiamo un personaggio di primissimo piano, l'ex ministro dell'ambiente Roberto Cingolani, che è uno scienziato e che attualmente è l'amministratore delegato di Leonardo, del gruppo Leonardo, che è uno dei gruppi industriali più importanti a livello europeo. Benissimo, allora non mancate ovviamente venerdì prossimo. Grazie a Giorgio Denardi, ci ha aperto questo squarcio nel mondo dell'impresa. Grazie ovviamente a Andrea Ferrazzi, vi lascio al meteo e poi come sempre al film. Grazie, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'anomalo anticiclone ben saldo sull'Italia sarà ancora protagonista per almeno un'altra settimana. Vediamo il dettaglio intanto di venerdì 2 febbraio. Sul Veneto possibili le consuete foschie e nebbie sulle zone pianeggianti al mattino, ma in diradamento a seguire. Sarà più soleggiato con il passare delle ore, infatti, e il cielo sarà velato. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra 0 e meno 1 grado, massime tra 7 e 11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole ovunque, cielo sereno o velato, solo con qualche locale addensamento, ma in genere innocuo. Temperature minime tra meno 1 e 4 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità, le condizioni infatti saranno ancora buone, con alternanza tra sole e nubi. Temperature minime tra meno 3 e 2 gradi, massime sugli 8-12 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.